Ciao a tutti, oggi andiamo a visitare la panoramica delle Vette e Casera Razzo. Iniziamo la panoramica delle Vette da Ravascletto. Percorriamo la strada lunga circa 31 km e arriviamo a Tualis. Da Tualis prendiamo la strada per la Val Pesarina, passiamo per Pesaris, il paese degli orologi, con direzione Casera Razzo. Poi scendiamo fino a Vigo di Cadore e poi c'è il rientro a casa. Da qui prendiamo la strada per la panoramica delle Vette. Per i primi chilometri la strada è asfaltata. Non un asfalto propriamente nuovo, ma comunque asfaltata. Ecco, da qui inizia la parte di strada bianca, la parte più bella e panoramica del giro. Comunque, come vedrete, la strada bianca è facile, non ci sono difficoltà particolari, da stare solo attenti al lato scarpata perché non ci sono protezioni e in alcuni tratti il salto è notevole.
qui non è difficile incrociare aquile, falchi o marmotte. Ad esempio qui abbiamo disturbato un falco che stava bevendo da una pozza d'acqua, mentre sopra di noi ci sono 3-4 aquile che ci controllano. Adesso ci fermiamo sul punto panoramico per gustarci questa veduta spettacolare. Partiamo col nostro giro. Ecco, qui finisce la parte di strada bianca e ricomincia l'asfalto. Ed eccoci arrivati a Tualis. Adesso ci dirigiamo verso la Val Pesarina, direzione Pesaris e Caserarazzo. Questo campanile, visto dal vero, è molto più inclinato di come si vede dalle immagini.
Qui siamo a Piera, una frazione di Prato Carnico. Ogni volta che passo questo paese torno indietro di 30 anni, quando passavo con i camion dell'esercito a fare esercitazioni a Casera Razzo. Alla nostra sinistra c'è Pesaris, il paese degli orologi. Girando per il paese potete trovare 24 orologi monumentali, di cui un planisfero e notturnale. È una mappa stellare che usa la stella polare per indicare l'ora. Nella salita verso Prato Carnico abbiamo trovato anche una frana. Per fortuna la strada era già stata ripulita. Qui a destra c'è una stradina dove eravamo accampati e con alcune foto dell'epoca. Torniamo ai giorni nostri. Non so se avete fatto caso, ma quelli col GS pensano di essere i padroni della strada. Avete visto quello come è sfrecciato? Ed eccoci arrivati a Casera Razzo. Anche qui posti stupendi e cibo eccezionale. Adesso comincia la discesa verso Vigo di Cadore e poi il rientro. Nel rientro a casa abbiamo trovato solo 10 km di coda a Longarone. Ciao e al prossimo giro!